delle riaperture, stangata per chi non porta la mascherina e polemiche per gli assembramenti nel weekend. Zaia guarda avanti, se i dati lo consentiranno dal 2 giugno, obbligo solo nei luoghi chiusi. Caso centri estivi, la Regione vuole ripartire prima del 15 giugno, entro la settimana un'ordinanza ad hoc e si studia anche per anticipare su cinema e teatri. A 15 giorni dall'ultimo bollettino arriva un dato positivo dagli screening effettuati nelle case di riposo. I numeri li ha resi noti l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Primo giorno di apertura per molte attività rimaste chiuse, negozianti, esercenti, ristoratori alzano le serrande con più di un dubbio ma anche con certo ottimismo. Dopo settimane di chiusura riaprono anche i parrucchieri, mascherine, visiere, camici usa e getta ed è già boom di prenotazioni. La Costa Veneta si prepara ad aprire una stagione che si preannuncia difficile all'insegna dell'incertezza. Si lavora ad allestimenti secondo le disposizioni anticontagio, a volte anche grazie alla tecnologia. Rinviata al 2021 la 17ª Biennale di Architettura a Venezia, doveva iniziare a fine agosto, posticipata al 2021 l'esposizione internazionale d'arte. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi in apertura, il bollettino regionale di questa sera, quindi dati di questa sera rispetto a questa mattina. Ci sono 10 casi in più nel Veneto di persone positive, quindi attualmente positivi sono 3.847 nel Veneto, 3.870 le persone invece in isolamento domiciliare. Sono 263 le persone ricoverate in ospedale, 18 in terapia intensiva, 5 ancora i decessi rispetto a questa mattina. E dunque siamo nella fase 2, nel giorno della riapertura il governatore Zaia annuncia di lavorare sul fronte centri estivi per un'anticipazione rispetto alla data del 15 giugno prevista nel DPCM. E sulle mascherine il governatore dice se i dati lo permetteranno dal 2 giugno saranno necessarie solo nei luoghi chiusi. La fase 2 è iniziata, saranno giorni decisivi prossimi per capire come si muoverà la curva del contagio con queste ulteriori aperture, ma restano al momento ancora alcuni settori esclusi dalla ripartenza, parchi divertimento e Luna Park e poi tutte le strutture per l'accoglienza dei bambini. Nel DPCM su quest'ultimo punto si parla di una riapertura dal 15 giugno per la fascia 3-14 anni, lasciando esclusa quella 0-3. Il Veneto è pronto con le sue linee guida per i bambini da 0 a 14 anni e il presidente Zaia ha annunciato a breve una nuova ordinanza per anticipare l'avvio di questo servizio insieme ai parchi divertimento già dal 25 maggio o al più tardi dal 1 giugno. Vediamo di fare un'ultima ricognizione che l'assessore Lanzarin farà rispetto a tutte le ricognizioni e anche le linee guida che noi abbiamo prodotto, che possiamo assolutamente produrre in qualsiasi istante perché le abbiamo già scritte, e pensare di sbloccare anche la partita dei centri estivi. In settimana io un'ordinanza su questi temi la firmerò. Pronta poi già nelle prossime ore un'ordinanza per quanto riguarda il trasporto pubblico locale e ancora autorizzati i mercati, mentre per quanto riguarda gli hotel in arrivo una circolare per i buffet. Nel momento in cui il turista si avvicina al banco e ha modo di vedere, anche se protetto, magari ci sarà un plexiglass, ci sarà qualcosa che scherma un minimo, sta a distanza e dice guardi mi dia le melanzane grigliate, mi dia un po' di pollo, un po' di riso eccetera, e la consegna la fa l'operatore che impiatta e che è in sicurezza perché avrà la mascherina e i guanti. Poi c'è tutto il tema legato alla cultura, musei, teatri, centri culturali. Tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io sono disposto di metterci la firma. Però qual è il tema? Lasciateci il tempo di lavorare perché abbiamo un DPCM che ci lavora tanto contro su sto fronte. Tutto questo nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, da distanziamento alle mascherine ancora obbligatorie quando si esce di casa. Sto sacrificio 10 giorni potevo farlo, sono esattamente il periodo che abbiamo previsto. Se osservate la nostra ordinanza dura fino al 2 giugno, periodo guarda caso finestra per eventuale reinfezione. Se non ci saranno sorprese
finisce che la mascherina diventerà semplicemente sarà da utilizzare solo in caso di mancato distanziamento sociale. Avere la mascherina a disposizione nel momento in cui ci si avvicina alle persone e si va nei locali chiusi. Ultima nota riguarda l'accordo sottoscritto tra Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per gli spostamenti tra province confinanti per la visita congiunti. In questo caso sarà ancora necessaria l'autocertificazione. Per l'Emilia Romagna di Ferrara con Rovigo, per Treviso sarà Pordenone, per il Friuli Venezia Giulia, per Venezia sarà Udine e anche Pordenone, Belluno avrà Trento e Udine. Ed ora con l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin parliamo della situazione all'interno delle case di riposo, oggi in netto miglioramento. A 15 giorni dall'ultimo bollettino arriva un dato positivo dagli screening effettuati nelle case di riposo della nostra regione. I numeri li ha resi noti l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin nel corso della conferenza stampa giornaliera del presidente Zaia. Continuando a fare screening in tutte le strutture, con anche il piano di sanità pubblica che prevede ogni 20 giorni, quindi il tampone, poi ogni 10 giorni il serologico rapido e quant'altro, noi abbiamo visto che c'è una grossa flessione rispetto ai dati e quindi gli ospiti positivi diminuiscono di meno 1,9%, quindi abbiamo meno 637 ospiti positivi e anche gli operatori positivi diminuiscono del meno 1,2%, quindi meno 368. La situazione è in netto miglioramento dunque anche nelle strutture per anziani, evidenzia Lanzarin, ma non si deve abbassare la guardia, anzi. Vuol dire che chiaramente anche nelle strutture per anziani che comunque rimangono sorvegliati speciali, anche qui il dato insomma, è un dato che è in miglioramento e sicuramente che sta insomma, diminuendo, quindi vuol dire che insomma, anche in queste strutture, anche se ripeto rimangono sorvegliati speciali per quanto ci riguarda, insomma i dati sono sicuramente più buoni. Ed ora vi ricordiamo il sondaggio che abbiamo lanciato, elezioni regionali, meglio votare a luglio? Se siete d'accordo dovete comporre lo 0422 16 26 691, se invece non siete d'accordo 0422 16 26 690, la chiamata è gratuita, poi l'esito di questo sondaggio proprio questa sera durante la nostra trasmissione Ring. Insomma, primo giorno di apertura per tante attività rimaste chiuse durante il lockdown, negozianti, esercenti e ristoratori alzano così le serrande con più di un dubbio ma anche un certo ottimismo. Si apre finalmente. Se diverse aziende avevano già riavviato l'attività nelle settimane scorse e probabilmente con la completa riapertura di bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, che il Veneto si avvia su quel cammino verso la normalità che tutti attendono. A Venezia le gondole sono tornate ad offrire il servizio di traghetto, riaprono in tanti, anche se alcuni caffè storici di Piazza San Marco, ad esempio come il Florian e il Quatri, non hanno ancora alzato le serrande. Qui siamo a Jesolo e questo negozio di abbigliamento ha appena aperto dopo 2 mesi di chiusura. Per entrare si può entrare, basta tenere le distanze di sicurezza, quindi fortunatamente è abbastanza grande, quindi 1 metro tra le persone ce la possiamo fare. Guanti per i clienti, per toccare le merci, e il gel disinfettante. Col servizio per asporto diversi bar e ristoranti avevano continuato a lavorare anche le settimane scorse, ma forse per loro ora le norme anticontagio sono ancora più specifiche. Stiamo cercando di capire e di usare il buon senso, visto che non è che più di tanto finora sia uscito. Comunque non è poi così difficile, l'importante è cominciare. E siamo positivi. Noi abbiamo già avuto un test importante questa domenica dove c'era appunto un grosso flusso di gente con il takeaway e abbiamo visto comunque della gente preparata, corretta e quant'altro. Speriamo da qua a settembre lunga di riuscire a recuperare. Io personalmente non sono preoccupato per le persone, il personale che è più in difficoltà di noi imprenditori. Effettivamente, tra chi lavora come dipendente nel settore turistico, l'incertezza è spesso grande, come ci racconta questo bagnino in attesa della chiamata di lavoro. Mia mamma fa cammini piani, mio papà anche aiuto in piscina e chiedono questo codice Ateco, che come fa a sapere un operaio, un bagnino, come fa a sapere questo codice Ateco che è uscito
e non si sa che prendiamo, ai 600 euro ancora non sono arrivati. Non tutti gli alberghi riapriranno quest'estate a Jesolo, ma tra chi si è attrezzato c'è un certo ottimismo. Christopher De Zotti, ad esempio, che parla da dietro il pannello di plexiglass che almeno per questa prima fase ha allestito nella reception. Noi abbiamo ricevuto i protocolli prima dello Stato, poi dalla Regione, li stiamo adattando in maniera abbastanza puntuale alla nostra realtà, e quello che vogliamo far passare è che le vacanze siano in sicurezza, però senza che l'hotel diventi una prigione o un ospedale. A causa del coronavirus la Biennale di Architettura di Venezia è stata posticipata al 2021, avrebbe dovuto svolgersi dal 29 agosto al 29 novembre, si terrà invece dal 22 maggio al 21 di novembre dell'anno prossimo. Di conseguenza la 59esima esposizione internazionale d'arte, che avrebbe dovuto svolgersi nel 2021, è stata a sua volta posticipata al 2022, durerà 7 mesi, si terrà da sabato 23 aprile a domenica 27 novembre. La Biennale ha invece confermato la 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica dal 2 al 12 di settembre. E nel prossimo servizio vediamo invece nel dettaglio come si sono organizzati i parrucchieri per questa ripartenza dopo mesi di chiusura. Primo giorno di riapertura anche per i saloni di parrucchieri. In questo negozio nel cuore di Mestre, qui all'esterno, tutte le disposizioni che i clienti devono seguire. Ora invece andiamo all'interno per vedere come si sono riorganizzati. Dopo settimane di chiusura l'acqua torna a scorrere, si sente il profumo di lacca e shampoo e l'inconfondibile rumore del phon che ha tanto mancato soprattutto alle signore, molte delle quali avevano già il loro appuntamento, tutto secondo le regole. Che cosa deve fare un cliente appena arriva? Allora, innanzitutto la cliente entra già con i suoi guanti e mascherina. Appena arriva qui, lei si fornirà del kit monouso di camice e troverà a disposizione dei sacchetti dove inserire la propria borsa, che dovrà portare per tutto il tempo che rimane qui da noi, posizionandolo nella poltrona dove lavora. Quindi trova il gel, le mascherine e i guanti se non ne fosse già provvista, e poi dopo aver indossato il camice deve solo seguire quelle che sono le indicazioni. Eccole qui, vedete? Una volta che la cliente ha inserito la borsa nel sacchetto e indossato il camice, seguirà queste indicazioni e noi la faremo posizionare nella poltrona che già troverà sanificata e pronta per lei, e sarà sempre quella poltrona che la ospiterà per tutto il tempo che sarà qui ospite. un momento emozionante lo definisce il titolare del salone, nonostante tutto. Mi sto abituando e c'è stato il primo impatto un po' di come si dice, quando metti un paio di scarpe strette, poi dopo ho cominciato ad abituarmi, già a casa mi ero abituato con la mascherina, con i guanti. È stata una grande emozione, riaprire il primo giorno è stato come quando io ho aperto nel 1995, che fatalità questi giorni stiamo festeggiando i 25 anni. Io come sempre mi sono molto rilassata, tutti l'aspettavamo da tanto questa riapertura e quindi si tratta soltanto di prendere un attimo la mano. D'altra parte, vista la situazione, io credo che comunque questo tipo di norme siano anche qualcosa di veramente sensato. Una ripartenza con ferite, ma con entusiasmo. Perdite tante per tutti, anche per lo staff, per tutti quanti insieme. E non voglio essere polemico, non voglio... siamo qua che ricominciamo, torniamo, sempre detto, torniamo più forti, più belli e ce la faremo ancora meglio di prima. E con un grande gesto di ringraziamento per chi ha fatto tanto in questi mesi. Grazie ai nostri angeli, dottori, infermieri e operatori sanitari, noi come staff dell'Autopstaia abbiamo deciso di invitare tutte queste persone che ci hanno aiutato a salvare i nostri cari a venire qua, a ospiti nostri, come a fare dei trattamenti offerti da noi. Vi aspettiamo, telefonateci pure e noi siamo qua che vi aspettiamo. La Costa Veneta si prepara ad aprire una stagione che si preannuncia difficile all'insegna dell'incertezza. Sulle spiagge si lavora ad allestimenti secondo le disposizioni anti-contagio, a volte anche grazie alla tecnologia.
Noi abbiamo iniziato e stiamo lavorando alacremente per far trovare le spiagge pronte il prima possibile. Ci vorrà qualche giorno, confidiamo che i primi stabilimenti possano essere aperti già per l'ultimo weekend di maggio e metteremo in moto appena possibile al più presto la grande macchina del turismo della Costa Veneta. La voglia di mare c'è già tutta. Queste immagini girate a Caorle nel fine settimana testimoniano scenari che si sono verificati un po' in tutta la costa veneta. Giugno sarà il mese della ripartenza di un settore tra i più sviluppati nel già floridissimo panorama del turismo regionale, un comparto messo a dura prova dal coronavirus. A Jesolo si lavora a tappe forzate, ci vorrà qualche settimana perché tutte le spiagge siano pronte. Questo è lo stabilimento Manzoni, dove invece i lavori di allestimento dell'arenile dovrebbero concludersi già tra qualche giorno, all'insegna del motto Spiagge sicure. Abbiamo i bagni autopulenti che si disinfettano ad ogni uso, abbiamo le casseforti no touch, abbiamo gli ombrelloni a telecomando solare che si aprono in 20 secondi, uno in questo momento, ma 4.000 in un click, e si chiudono in altrettanti 20 secondi. Abbiamo le gabine no touch che vanno aperte e chiuse con il braccialetto. Dunque la tecnologia entra in spiaggia per prevenire il contagio. Basta ad esempio accostare il braccialetto al servizio che si desidera, in questo caso il bagno, perché tutto si possa svolgere evitando ogni contatto con la struttura. In Veneto, tra l'altro, la distanza tra gli ombrelloni sarà in genere molto più ampia rispetto alle prescrizioni nazionali. A preoccupare piuttosto è la crisi economica provocata dal coronavirus in Italia e la risposta che verrà dall'estero. Per quel che riguarda i mercati stranieri dipenderà ovviamente dal fatto che le frontiere possano essere aperte il prima possibile. Ci auguriamo a questo riguardo che il chiacchiericcio delle settimane scorse di questi presunti corridoi turistico-sanitari tra stati dell'Unione a discapito dell'Italia non trovino ovviamente conferma, perché sarebbe non solo scorretto ma verrebbe anche meno a quelli che sono gli atteggiamenti, i principi solidaristici della Comunità Europea. È stata riaperta questa mattina a Venezia la Basilica di San Marco alle 8:30, la prima celebrazione eucaristica, alla quale tuttavia hanno partecipato solo 5 fedeli, così come sul sagrato non vi è la consueta coda di visitatori, rari passanti, molti gli uffici aperti. I locali stanno approfittando della disposizione del comune che ha permesso l'ampliamento dei plateati, cioè la ricerca di clienti, prima messa anche alla Duomo di Mestre. E dall'1 circa della notte scorsa i vigili del fuoco stanno operando per un incendio fienile all'interno di un'azienda agricola in via Primo Maggio a Campagna Lupi. Le squadre dei pompieri arrivati da Mira, Mestre e Piove di Sacco con 3 autopompe, 2 autobotti e 20 operatori coordinati dal capo servizio hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando il coinvolgimento della vicina stalla con oltre 200 capi di bovini. L'incendio ha interessato un capannone adibito a stoccaggio di rotoballe da circa 600 metri cubi contenente oltre 3.000 quintali di foraggio, oltre ad attrezzature agricole. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del capannone proseguiranno per gran parte della giornata. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. E niente arresti domiciliari per Cesare Battisti. A negarli sono stati i magistrati di sorveglianza di Cagliari sull'istanza presentata il 10 maggio in cui Battisti tramite il suo avvocato Davide Steccanella chiedeva di lasciare il carcere perché affetto da un'epatite B al polmone. La direzione delle carceri ha trovato una soluzione interna alla prigione e quindi Battisti non fruirà di alcuna misura alternativa. Battisti si trova nel carcere di Oristano dal gennaio del 2019 quando è stato arrestato in Bolivia dopo 40 anni di latitanza nei quali è vissuto in Francia, in Sud America, in Brasile, scrivendo romanzi. La giustizia italiana lo ha condannato in contumacia per 4 omicidi compiuti quando era il leader del PAC, i proletari armati per il comunismo, tra questi l'assassinio del macellaio di Santa Maria di Sala, Lino Sabadin. Siamo giunti al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, durante la quale ci sarà l'esito del sondaggio, quindi collegamenti anche con ristoranti di Padova e Treviso con i nostri Lucio Zanato e Federico Fusetti, poi collegamento con il sindaco di Treviso Mario Conte, poi Alessandro Bisato, segretario del PD Veneto, l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, Elena Rocca e Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle ed infine Arturo Lorenzoni, Veneto che vogliamo. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.
Bentrovati al meteo. Un centro di bassa pressione raggiunge l'Italia, ecco che anche sul nostro territorio ne avvertiremo le conseguenze con un tempo decisamente variabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile con al mattino rovesci e temporali un po' a carattere sparso sulla nostra regione, alternati a parentesi più asciutte con ampi spazi di sereno, questo soprattutto nelle ore pomeridiane, fenomeni via via in esaurimento entro la serata. Temperature stazionarie minime fino a 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 23 gradi all'incirca. Poche novità poi sul Friuli, Venezia Giulia, anche qui avremo qualche annuvolamento con qualche locale precipitazione, ma non mancheranno anche delle ampie schiarite soleggiate con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui lo scenario sarà simile con piogge diffuse, ma anche in questo caso migliorerà entro la notte. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi sui 24-25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.